Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. È scattato oggi il taglio delle accise sui carburanti. Sono infatti stati pubblicati nella notte in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, con le norme che riducono il prezzo. Il taglio delle accise previsto dai due provvedimenti per benzina e diesel vale 25 centesimi, a cui aggiungere l'IVA al 22%. In totale quindi lo sconto al consumo ammonta a 30,5 centesimi, per il GPL le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi che arrivano a 10,37 sommando l'IVA. La riduzione delle accise e quindi del prezzo dei carburanti resterà in vigore per 30 giorni. È però previsto che fino al prossimo 31 dicembre le aliquote di questi tributi possano essere rideterminate senza dover ricorrere a un decreto legge, ma solo con un provvedimento ministeriale. In Friuli Venezia Giulia intanto c'è attesa per il ritorno del super sconto carburanti. Con la nuova legge regionale il prezzo di benzina e diesel si ridurrebbe in area 1 rispettivamente di 54 e 45 centesimi. Nel 2021 sono aumentate del 13% le famiglie in regione che hanno presentato l'ISEE, necessario per accedere alle prestazioni sociali pubbliche. 34.000 nuclei non raggiungono i 6.000 euro. Sentiamo. Una famiglia su 5 tra quelle che in Friuli Venezia Giulia hanno presentato l'ISEE vive in una situazione di disagio economico. Oltre il 20% non raggiunge i 6.000 euro, percentuale che sale a 26 a Trieste e scende a 16 a Pordenone. Lo fa sapere Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES del Friuli Venezia Giulia, che ha rielaborato i dati INPS. L'ISEE individua le condizioni economiche effettive delle famiglie, prendendo in considerazione tra l'altro reddito, patrimonio immobiliare e mobiliare. Nel 2021 sono state quasi 166.000 in regione le famiglie che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ordinario, il 13% in più rispetto all'anno precedente, la media è di 2,7 componenti per nucleo. Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono le regioni con la maggiore crescita di famiglie con ISEE. L'ulteriore aumento rispetto a quello già registrato nel 2019, con l'introduzione del reddito di cittadinanza, è legato ai nuovi sostegni alle famiglie in difficoltà economiche per il Covid, misure che richiedono la presentazione dell'ISEE. In regione sono 34.000 i nuclei con indicatore inferiore ai 6.000 euro, pari al 20%. Il 13% supera i 30.000 euro rispetto al dato nazionale del 9,8%. La media dell'ISEE in regione nel 2021 è di 16.877 euro contro i 12.880 euro a livello nazionale. I valori più alti si registrano a Pordenone e Udine, quelli più bassi a Gorizia e Trieste. Tra quanti hanno presentato la dichiarazione per il calcolo dell'ISEE prevalgono i nuclei monopersonali, 29%. Questi ultimi e le famiglie numerose con 6 o più componenti presentano l'ISEE medio più basso. Dai dati elaborati dal ricercatore dell'IRES Russo emerge anche come tra il 2016 e il 2021 siano diminuite del 5% le famiglie con minori e del 9% quelle con disabili. Negli ultimi 2 anni, inoltre, con la crisi economica legata alla pandemia, sono quasi triplicati in regione i nuclei con un ISEE corrente che permette un aggiornamento dell'indicatore nel caso di un significativo peggioramento della situazione lavorativa o economica, ad esempio per la perdita dell'occupazione. In Friuli Venezia Giulia la quota di famiglie con ISEE proprietarie dell'abitazione è tra le più elevate a livello nazionale ed è pari al 28,5%. E gennaio è stato un mese molto importante per il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, con oltre 30.000 assunzioni registrate ed un saldo positivo di lavoratori di oltre 11.000. Numeri in crescita anche rispetto al periodo prepandemico. Vediamo. Continua a crescere il numero di nuove assunzioni in Friuli Venezia Giulia, raggiungendo e superando i numeri prepandemici. In particolare sono 31.570 le assunzioni registrate nel solo mese di gennaio 2022, il 23,1% in più rispetto allo scorso anno e il 5,8% in più rispetto al 2019. È quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che sottolinea come il saldo occupazionale tra assunzioni e cessazioni sia positivo di 11.900 posizioni di lavoro, lo stesso del biennio 2020-2021, mentre ancora un po' attardato rispetto al 2019. Delle 19.500 cessazioni di rapporto di lavoro registrate, 12.000 sono motivate da scadenza di contratto, testimoniando la forza in regione dei lavori a termine.
5.000 sono dovute a dimissioni volontarie, molto spesso associate al ricollocamento nello stesso settore. L'osservatorio segnala anche la crescita dell'avvio di nuove imprese, in particolare del settore delle costruzioni con il 28,3% e delle attività immobiliari con il 32,5%. La tendenza sembra confermata anche per febbraio, ha commentato Carlo Scorvino, responsabile dell'osservatorio regionale. Non si segnalano situazioni particolarmente gravi dovute al caro energia, anche grazie all'intelligente utilizzo della cassa integrazione. Siamo adesso alla cronaca. È in corso l'autopsia sul corpo di Enzo Minisini, il pensionato di 75 anni morto con un colpo di pistola alla testa mercoledì mattina nelle campagne di Caporiacco in comune di Colloredo di Monte Albano. Grazie all'esame eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli si potrà finalmente stabilire se l'uomo si è suicidato puntando contro se stesso la pistola calibro 7,65 dopo aver esploso 3 proiettili verso la 43enne etiope Firewoin Gebril Silasseh. Ferendola, l'autopsia dunque rappresenta un importante tassello per confermare o meno se la sparatoria nel vigneto di Caporiacco sia da considerare un tentato omicidio o suicidio. Già nei giorni scorsi la Procura di Udine aveva escluso il coinvolgimento di una terza persona nella morte del pensionato. Passiamo adesso al giallo che sta scuotendo il Friuli da mesi. Si rafforza l'ipotesi del suicidio nel giallo della morte di Liliana Resinovic, la 63enne di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre, poi ritrovata morta il 5 gennaio in un boschetto appartato del quartiere San Giovanni. Gli esami tossicologici sulle matrici biologiche prelevate dal corpo della donna hanno rilevato che la pensionata, prima di spegnersi, non aveva assunto droghe né farmaci particolari o sostanze tossiche. Alla luce di ciò, il quadro investigativo rimane immutato e le ipotesi di suicidio sembrano trovare sempre più forza. Attraverso l'analisi di alcuni campioni sono state rilevate alcune tracce di un multivitaminico, di un'aspirina e di una tachipirina, ma non con concentrazioni tali da poter alterare il suo stato psicofisico. Lo screening tossicologico è stato eseguito attraverso le più sofisticate metodologie di ricerca e ha potuto appurare che Liliana Resinovic avesse ingerito, probabilmente durante la sua ultima colazione, del caffè e delle uvette. Proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori attività di indagine affidate dalla Procura alla squadra mobile della Questura di Trieste. E la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri a Palmanova è stata l'occasione per fare il punto sull'impegno della Protezione Civile nell'emergenza profughi ucraini. Un impegno su più fronti con l'invio di farmaci in Romania, la realizzazione del campo in Slovacchia e l'accoglienza quotidiana ai nostri confini regionali. Vediamo. Siamo stati impegnati fin dall'inizio su 3 tipi di attività. Il primo l'accoglienza ai confini con l'allestimento dei punti di prima accoglienza a Fernetti e a Fusine, e poi siamo stati individuati come hub per lo smistamento dei medicinali raccolti da tutte le regioni italiane, e oggi è partita la terza spedizione con altri 4 camion di dispositivi medici, medicine e attrezzature che andranno direttamente in Ucraina tramite l'hub di Soceava in Romania, dove vengono raccolti e poi smistati sul territorio ucraino. E poi l'altra attività è quella che è sul territorio di accoglienza ormai delle diverse centinaia di persone che sono venute in Friuli Venezia Giulia e che quindi nei vari comuni vengono smistate nei centri di accoglienza e poi hanno bisogno dell'assistenza per trovare una sistemazione. Accanto al ruolo istituzionale e alla raccolta degli aiuti richiesti tramite le regioni, il meccanismo europeo, c'è la solidarietà dei singoli cittadini che si è sommata a questo sforzo fatto un po' da tutti gli stati per sostenere questa emergenza, che non è un'emergenza naturale purtroppo, ma è una situazione di guerra. Ieri a Palmanova c'era anche la Croce Rossa, vediamo il servizio. Siamo presenti con un nostro piccolo nucleo sanitario che accompagna la colonna mobile della Regione Friuli Venezia Giulia proprio per la protezione sanitaria degli operatori impegnati. Siamo comunque orgogliosi di poter dare il nostro contributo, che rientra anche nei nostri compiti e scelte istituzionali. La presenza in Regione si sta strutturando e rafforzando via via che si anche organizza quello che è il sistema regionale di risposta complessivo,
e per il resto ci mettiamo a disposizione dell'organizzazione nazionale per quelli che sono i compiti che si prefigge il coordinamento delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il soccorso di Croce Rossa e i beni che Croce Rossa conferisce alla consorella ucraina basati sulle richieste che vengono dai territori sono beni che sono destinati a tutte le vittime del conflitto, non importa quale che sia l'area di appartenenza in questo momento, quindi parliamo a tutto il territorio ucraino, compreso quello sotto il controllo russo. L'esercizio fisico come vera e propria terapia per curare patologie, in modo particolare dell'apparato cardiocircolatorio. L'idea partita da Gemona prima del Covid è diventata un modello da seguire anche in altre regioni italiane. Vediamo. 45 minuti per 3 giorni alla settimana è una delle indicazioni più frequenti di terapia con esercizio fisico prescritte ai pazienti dell'ambulatorio dedicato nato a Gemona prima del Covid. Ha le stesse caratteristiche della terapia farmacologica, la quale si affianca prevedendo tempistiche, dosi e metodologie che devono essere seguite rigorosamente. Il metodo, che sta riscuotendo risultati significativi in termini di recupero, ha destato interesse in tutto il territorio nazionale. L'esercizio va inteso come una terapia, provoca ad esempio una riduzione della pressione pari a quella di un farmaco se eseguito bene. Però come tutte le terapie ci devono essere delle dosi. Noi prendiamo una pastiglia, prendiamo dei milligrammi e la prendiamo 1 o 2 volte al giorno, quello che c'è, quello che è. L'esercizio fisico ha delle dosi anche lui che sono nell'acronimo FIT. Frequenza, quante volte dobbiamo fare esercizio? Le linee guida dicono almeno 2 o 3 volte a settimana, come minimo almeno 2 o 3 volte a settimana. Intensità, quanto esercizio fisico dobbiamo fare? Dobbiamo fare un esercizio fisico che sia intorno al 60-70% della nostra frequenza, della nostra capacità massimale. Time, quanto tempo? Tempo, si dice almeno 45 minuti 3 volte per settimana, come dicevo prima. Il tempo può essere anche fatto a spizzichini. E in chiusura vi ricordo che questa sera alle 21, come di consueto, andrà in onda la trasmissione Lo Scrigno, interamente dedicata alla tradizione dei calendari. Alla puntata parteciperanno associazioni, enti che a loro modo hanno realizzato questi antichi ma sempre attuali misuratori del tempo, spiegati nel centro di Udine in piazza San Giacomo. E per il telegiornale è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio con A voi la linea.